dei ragazzi sono stracontento della prestazione che hanno fatto, ci mancavano anche elementi importanti per questa squadra, ma chi è venuto al campo veramente ha onorato me e la squadra che rappresentano. Sul discorso che il secondo tempo non siamo stati gli stessi del primo, sì è vero, però c'è anche una squadra avversaria che comunque è uscita alla distanza e comunque le nostre occasioni ce l'abbiamo avute anche noi il secondo tempo. Purtroppo decisa secondo me, se non facevano loro quel pareggio su una punizione inventatissima, avremmo modo poi di rivederla sugli highlights, proprio inventatissima, io ero di fronte alla palla. Purtroppo lì punizione al limite per loro è, non dico un calcio di rigore, ma quasi. Quindi da lì diciamo, la partita si è messa su un certo binario e poi 2-1 è finita e abbiamo perso ma con onore. E dei ragazzi non posso dire proprio niente. Noi siamo realisti, abbiamo delle partite adesso abbastanza difficili, ci proveremo perché è normale uno che la serie viene al campo per perdere però noi siamo una squadra abbastanza con i piedi per terra e quindi niente, ci proveremo. Non è vero. Villani è tutto contento oggi, è andata, era un po' più nervosetto. Era Sono un po' più fortissimi contento, e non andava. meritano di stare nella posizione in cui stanno. Basta. Ringraziamo il presidente della Roma Calciotto per la dichiarazione. E niente, noi siamo chi piedi per terra, ce la giocheremo fino alla fine e alla fine dell'anno vedremo la nostra posizione, se sarà fare i play-out come penso sinceramente che andremo a fare, daremo tutto come è stato oggi e non ci può dire sempre così male come è stata la partita di oggi. Celiani per infortunio da un po' di tempo, che era la nostra punta di riferimento e che conosce molto bene i movimenti della squadra. Oggi ci mancava Zanobi e Lipolis, sono due elementi a centrocampo che anche se i due trevisani a centrocampo, Marcella, lo stesso San Marco si sono comportati benissimo, però sono gente che fanno rifiatare un po' tutti. Qualcuno mancava, però con la rosa al completo, io ripeto, te lo vado dicendo all'inizio dell'anno, sembra un pazzo agli occhi di tutti, ma questa squadra con la rosa al completo ce la saremmo lottata in modo differente.